Sciolti i consigli comunali di Lamezia Terme e Cassano Ionio, lo ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri, il sindaco Mascaro annuncia il ricorso al TAR. Sanità punti a capo, il debito cresce, i servizi non migliorano, la Bocconi conferma, la regione spende 300 milioni per l'emigrazione sanitaria, Oliverio parla di Serie C e minaccia proteste eclatanti se il governo non manderà via scura. Per 10 anni è stata tenuta segregata in casa in condizioni disumane. L'orribile storia porta alla luce dai carabinieri di Gizzeria. Lei una donna romena di 29 anni, lui un italiano di 52. Prima udienza a Crotone del processo Lettieri, l'assassino della commessa di Ciro Marina chiede perdono alla famiglia. Disarcionata un'organizzazione che aveva la sua base in Piemonte legata alle cosche del Reggino, 12 le persone arrestate, in manette anche 2 latitanti bloccati a Malaga. Investito da un'auto sulla statale 18 tra Guardia e Fuscaldo nel Cosentino, l'uomo che stava attraversando la strada dopo aver fatto la spesa è morto sul colpo. Si chiama La legalità mi piace, l'iniziativa è della Confcommercio di Catanzaro e mira a diffondere la cultura del rispetto delle regole tra i giovani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 per questa nuova edizione, lo avete sentito anche dai nostri titoli, arrivano i commissari al comune di Lamezia Terme, il Consiglio dei Ministri ha deciso per lo scioglimento del Consiglio Comunale, il sindaco Mascaro conferma, ricorrerò al TAR, vediamo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, 70.000 abitanti. Per il Comune della Piana quello di oggi è il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose nella sua storia. Gli altri erano avvenuti nel 1991 e nel 2003. Ancora segretate le motivazioni che hanno portato allo scioglimento. Una decisione attesa in municipio e anticipata dallo sconforto e dagli occhi lucidi del sindaco Mascaro ieri sera durante l'incontro con i giornalisti dopo essere stato in prefettura. Ho dovuto leggere dai giornali per fughe di notizie ciò che in realtà stava succedendo, l'ho appreso oggi che l'attività della commissione è finita da un mese. Il primo cittadino conferma quanto annunciato, ricorrerà al TAR. Credo nel senso etico dello Stato, io credo nel senso etico delle istituzioni, io credo nel senso etico della giustizia. Credo tanto nel senso etico della giustizia, purtroppo sono deluso, profondamente deluso, fortemente deluso dal comportamento di uomini che si trovano a governare le istituzioni dello Stato. Sono state inoltre sciolte le amministrazioni di Petronà, Isola Capo Rizzuto, Cassano allo Ionio e Marina di Gioiosa Ionica. La sanità adesso, ogni 6 calabresi che necessitano di un ricovero in ospedale ce n'è uno che lo fa in una struttura extraregionale. Il dato è emerso dalla ricerca dell'Istituto Cergas della Bocconi di Milano presentata proprio oggi. I calabresi continuano a viaggiare per curarsi. E questa una delle cause della risalita del deficit sanitario regionale certificato dal tavolo adduce dati negativi che non permettono alla regione di liberarsi dai lacci del piano di rientro. Gianluca Pasqua. In 24 ore, 2 notizie negative per la sanità calabrese, non che fossero nell'aria buone e nuove, ma di certo i risultati della ricerca dell'Istituto Bocconi sulla mobilità ospedaliera interregionale non fanno che confermare le criticità del sistema regionale che per insufficienze di qualità clinico-gestionale effettive o percepite dai pazienti continuano a mantenere in negativo il saldo della migrazione sanitaria. Abbiamo circa 740.000 ricoveri in mobilità ospedaliera nel nostro paese che ormai hanno raggiunto quindi il 9% del totale dei ricoveri. Questa regione è un esempio eclatante perché registra circa l'1% della mobilità attiva nazionale, quindi di pazienti in ingresso in Calabria, però ha circa l'8% della mobilità passiva, cioè calabresi che vanno a curarsi in altre regioni. Servono misure straordinarie per avviare un processo di miglioramento della qualità assistenziale, rimuovendo le cause profonde del fenomeno. Bisogna lavorare molto sui fattori locali che spingono i pazienti ad andarsene, quindi lavorare sulla concentrazione delle casistiche, cercare di concentrare le unità operative e concentrare anche gli investimenti invece che disperderli
a pioggia. L'altra brutta notizia è arrivata dal tavolo Adduce, conti in rosso e deficit che cresce più del consentito. Il disavanzo per l'anno 2017 oscillerebbe tra i 105 e i 150 milioni di euro. Se questi numeri, che vedono le aziende di Cosenza e Reggio Calabria con le performance economiche peggiori, dovessero essere confermati, scatterebbero automatismi categorici. Con il disavanzo superiore all'imponibile fiscale, fissato in Calabria a 93 milioni di euro, si tornerebbe al blocco del turnover e all'aumento del ticket. A poco più di un mese dalla fine dell'anno solare, sembra difficile che la Calabria possa recuperare terreno e sovvertire la situazione per la prossima riunione del tavolo Adduce, che stando così le cose potrà soltanto certificare la necessità di proseguire nel commissariamento della sanità regionale, con buona pace di Mario Liverio. Il tavolo ministeriale ha confermato quello che io ho detto una settimana fa nel Consiglio regionale della Calabria, nient'altro che le stesse cose. Solo chi è disattento ai problemi e chi appunto sta con la testa nelle nuvole non si rende conto che la condizione del sistema sanitario calabrese è appunto tale da destare forti preoccupazioni. Quello che non mi aspettavo forse era la dimensione della ripresa del debito. Ci sono buone notizie per l'aeroporto dello Stretto, stanziati 4 milioni di euro, vediamo. Saranno 4 milioni di euro quelli destinati dalla Regione all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Ciò consentirà di attrarre nuove compagnie e permetterà 15 nuove tratte. Il consigliere comunale delegato al turismo Giovanni Latella manifesta soddisfazione ed è, se vogliamo, una soddisfazione motivata. Chi raggiungerà accordi con il Tito Minniti, infatti, dovrà evitare la tecnica del mordi e fuggi e vincolarsi per almeno 3 anni. Questo dovrebbe consentire una programmazione serena in prospettiva. Si potrà quindi pianificare un vero sviluppo per questa infrastruttura che solo pochi mesi fa ha rischiato la chiusura o comunque un pericoloso depotenziamento. Da Reggio quindi arriva un soddisfatto plauso per i soldi destinati al Minniti. Questa novità può essere foriera di risultati importanti e il pensiero ricorrente in riva allo Stretto. Ad esempio, si considera possibile un aumento rilevante dei visitatori. Secondo gli osservatori politici e non, i 4 milioni di euro sono un primo positivo effetto della sinergia attivata dopo il passaggio dell'aeroporto Reggino alla Sacal, tesa al rilancio dell'infrastruttura. La cronaca ridotta in schiavitù di 10 anni, segregata in una baracca e costretta a violenze disumane, vittima una donna romena di 29 anni, arrestato un italiano di 52, accaduto a Gizzeria. A liberare la donna sono stati i carabinieri, vediamo. La casa della vergogna e dell'orrore a Gizzeria. Le immagini le hanno girate i carabinieri di Catanzaro, che per entrare hanno dovuto indossare le mascherine. E qui, fra escrementi, sporcizi e alimenti scaduti, che i militari hanno trovato questo letto di cartone, una donna incatenata ad una staffa di ferro, 29 anni, romena, da 10, segregata nella baracca di Lamiere, violentata, picchiata. L'uomo, che è finito in manette, secondo quanto si è appreso, le rompeva la testa e gliela cuciva con il filo da pesca. Ha partorito 2 figli senza assistenza medica. Il più grande era con il padre, un 52enne italiano. Sono state proprio le condizioni del bambino di 9 anni, sporco e denutrito, ad attrarre l'attenzione degli uomini dell'Arma, che si sono fatti accompagnare a casa di Aloisio Francesco Rosario Giordano, nonostante le sue resistenze. La donna non si lavava da 1 anno, accanto a lei una bimba di 3 anni, lacrime per la fame. La 29enne romena era stata la badante della compagna morta dell'uomo, aveva solo 19 anni quando le si sono aperte le porte dell'inferno. Il 52enne è stato fermato con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale pluriaggravata, i piccoli affidati al servizio sociale. Oggi pomeriggio nel Cosentino, sulla statale 18, un uomo è stato investito. Si tratta di un anziano che ha perso la vita, vediamo. Sull'asfalto, illuminate dai fari delle auto, restano solo le buste della spesa. L'uomo, che stava attraversando la strada, è stato investito da un'auto e sbalzato in avanti per alcuni metri. È accaduto in località Messinette, sulla strada statale 18 tra Fuscaldo e Guardia Piemontese. L'automobilista si è fermato, i sanitari del 118 lo hanno trovato sotto shock. Per l'uomo, presumibilmente del posto, non c'è stato nulla da fare. Ai sanitari non è rimasto che
constatarne la morte e coprirlo con il lenzuolo bianco. In un attimo il destino ha dato appuntamento a due sconosciuti su un rettilineo buio e pericoloso. Pare che l'anziano avesse l'abitudine di recarsi sempre di mattina al supermercato, non oggi però. Sul posto la polizia provinciale e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente, traffico rallentato e tanti disagi. L''ndrangheta in Spagna ha sgominato un'organizzazione che aveva la sua base in Piemonte, 12 le persone arrestate, in manette anche 2 latitanti bloccati a Malaga. Vediamo. Con l'indagine dei carabinieri del Rosso che ha portato ieri sera all'arresto di 12 persone in Spagna affiliate o vicine all''ndrangheta, si conferma che la mafia calabrese mantiene sempre aperti i canali tradizionali anche quando si sperimentano nuove alleanze. Non stupisce pertanto che hashish e cocaina, trattati da una gang guidata dal cauloniese Cosimo Piscioneri, importasse in Spagna dal Marocco le sostanze stupefacenti per piazzarle nel fiorente mercato di Torino. Un classico del traffico di droga dunque, ben rispettato da Piscioneri, arrestato a Malaga dove da tempo era latitante. Il suo arresto è avvenuto a seguito di un mandato di cattura europeo. Con lui altri 11 suoi accoliti, tra i quali Mario Antonio Di Giacomo. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Torino. Cosimo Piscioneri, 68 anni, aveva preso le redini del gruppo dopo l'arresto del fratello Rocco. Da anni comunque i Piscioneri e i loro sodali facevano una vita agiata come da tradizione del narcotraffico del resto. Conti correnti bancari e postali, depositi e altre disponibilità finanziarie per oltre 195.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria a una società cooperativa operante nel settore della navigazione nel comune di Villa San Giovanni. Vediamo. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false e appropriazione indebita aggravata. Sono queste le accuse che hanno portato al sequestro preventivo di conti bancari e postali, depositi e altre disponibilità finanziarie riferiti ad una società cooperativa operante nel settore della navigazione e di conseguenza al suo rappresentante legale. La Guardia di Finanza e la Procura di Reggio Calabria sono sicure di avere accertato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di 130.000 euro ed inoltre l'appropriazione indebita di una somma consistente di denaro calcolata intorno a 65.000 euro da parte del rappresentante legale. Da qui la richiesta al Tribunale di Reggio, sezione misure e prevenzione, del provvedimento di sequestro che è stato effettuato nel tardo pomeriggio di ieri dai militari del comando gruppo della città dello Stretto. Naturalmente si resta anche in attesa dell'interrogatorio al quale sarà sottoposto il rappresentante legale della società. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con le nostre brevi. È iniziato questa mattina al Palazzo di Giustizia di Crotone il processo nei confronti di Salvatore Fuscaldo, il bracciante cinquantenne di Cironmarina, reo confesso dell'omicidio avvenuto il 7 marzo scorso nella cittadina ionica e balzato agli onori della cronaca nazionale per la sua efferatezza. Vittima Antonella Lettieri, la commessa di 42 anni che l'uomo avrebbe assassinato nella sua abitazione, colpendola ripetutamente alla testa con un tubo di ferro e infierendo poi con 11 coltellate al corpo. Ho sbagliato, chiedo perdono, ha affermato Fuscaldo nel corso della prima udienza. L'uomo in sostanza ha ribadito la sua colpevolezza e chiesto perdono alla famiglia della vittima. Controlli delle forze dell'ordine a uno stabile occupato nel centro storico di Cosenza. Si tratta della prosecuzione delle operazioni di controllo disposte dai carabinieri di Cosenza che hanno portato al fermo di 2 persone e alla denuncia di diversi abitanti per allaccio abusivo alla corrente elettrica e al rifornimento idrico. Impegnati anche i vigili del fuoco del comando centrale di Cosenza.
I carabinieri della compagnia di Rende, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato un 18enne di Montalto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato insieme ad un altro minorenne denunciato, nonché segnalato alla prefettura di Cosenza quale assuntore di stupefacenti a seguito delle perquisizioni domiciliari scoperte all'interno dell'abitazione del 18enne, 3 buste contenenti marijuana. Nell'abitazione del 17enne è stato invece recuperato un proiettile calibro 38 Smith & Wesson. A Catanzaro l'iniziativa di Confcommercio Legalità Mi Piace, obiettivo diffondere la cultura della legalità tra i giovani. Vediamo. Si chiama Legalità Mi Piace, la giornata nazionale promossa da Confcommercio nell'Auditorium Scopelliti e l'Istituto Fermi di Catanzaro Lido, un confronto con le istituzioni e le personalità del territorio sui fenomeni di illegalità che investono il sistema produttivo, costituendo di frequente un alto rischio per i numerosi imprenditori economici. In Calabria vi è una testimonianza personale o anche di persone vicine all'azienda, perché sono state circa 5.000 aziende intervistate, che il fenomeno estorsivo invece a danno delle imprese è in aumento, quindi la Calabria in particolare nelle testimonianze rileva questo tragico aumento della percentuale di questo fenomeno. Il questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, nel suo intervento ha evidenziato come la legalità possa essere un fattore culturale. E la legalità non è solamente un discorso di controlli di forze di polizia, di arresti, di aule di tribunale, di pene da scontare. La legalità è un problema culturale, di cultura, e quindi va affrontato innanzitutto con le scuole, con i giovani che crescono. Il vescovo Vincenzo Bertoloni ha sottolineato che i giovani hanno bisogno di esempi di sincerità, onestà, coerenza ed altruismo come contrapposizione a ciò che sta accadendo nell'odierna società. Essere in pace con la propria coscienza, con le leggi, con il prossimo è quanto di più bello. Debbono coltivare, nutrire per essere autentici. Giovanni Bombardieri, procuratore aggiunto di Catanzaro, ha voluto porre in evidenza come la legalità sia un problema di tutti e che la criminalità sia una mancanza di libertà. Il messaggio è quello di stare vicino alle istituzioni, di stare vicino a chi vive nella legalità, a chi si ribella alla sopraffazione, all''ndrangheta e non girarsi dall'altra parte quando si assiste, specialmente per i ragazzi, a dei soprusi, a degli atti anche di bullismo. A Cosenza adesso originale rassegna domenicale, quella che l'Officina delle Arti dedica al teatro e alla cultura, promossa dal Comune di Cosenza. Vediamo. Una rassegna davvero originale, quella presentata dall'Officina delle Arti, una realtà dinamica nel centro storico di Cosenza, in perfetta sintonia con il progetto dell'amministrazione comunale Cosenza Cultura. Cosenza Cultura è il tentativo di mettere insieme tutto ciò che di bello abbiamo e quindi è facile poi, una volta trovato, riuscire a metterlo in mostra. Oggi è un'iniziativa bellissima in un luogo magico, che è quello dell'Officina delle Arti. Io mi prometto di chiamarlo un luogo non luogo, perché è un posto dove immergerti fuori dal tempo, fuori dallo spazio, per bambini e per adulti, tornare un po' tutti i bambini in questa scoperta. Oggi questa bellissima iniziativa di quello che secondo me è un artista, che doveva dotarsi prima di tutto è un artista, e che ci porta nelle domeniche prossime in giro per il mondo e per lo spazio a bere una tazza di tè col teatro. Spero un'iniziativa che abbia molto successo. L'Officina delle Arti, che già da anni anima la vita culturale della città con originali iniziative artistiche, avrà una nuova attrattiva con la rassegna La magia del teatro. Per una domenica al mese, a partire dalla prossima, la proposta artistica sarà affiancata dalla degustazione di tè di vari gusti che trasporteranno gli spettatori in mondi ed epoche diverse. Abbiamo gli aromi che caratterizzeranno ogni puntata, abbiamo i sapori, abbiamo il tatto perché si toccheranno cibi. Poi ci sono gli attori che insomma andranno ad incarnare i vari momenti storici che noi abbiamo preso in considerazione. Il proibizionismo per esempio ci saranno i gangster, tanto per dirne uno insomma. Ora ci sarà, cosa ci sarà nel deserto? C'è la danzatrice del ventre, una cosa proprio scontata insomma, e così andando avanti.
Restiamo a Cosenza, anche quest'anno ritorna a Mor, la rassegna dedicata al teatro contemporaneo che si terrà alla Morelli. Vediamo. Dal prossimo mese di dicembre, per il 6º anno consecutivo, riparte la stagione di teatro contemporaneo del progetto More, che avrà la sua location al Teatro Morelli di Cosenza. Torniamo quest'anno, iniziamo a dicembre, andremo avanti fino a marzo, con alcuni ospiti che tornano, tipo i Motus, e con delle altre presenze importanti come Ascanio Celestini, come la compagnia Frosini Timpano, il ritorno del collettivo cinetico e quindi un occhio anche alla danza contemporanea. Però il MOR non è solo una programmazione teatrale, stiamo ragionando anche su altre cose, su degli incontri con degli intellettuali e con degli artisti, attori, autori italiani che ci verranno a fare delle lezioni di spettacolo sul lavoro dell'attore, e poi una residenza creativa che metteremo in campo con 3 autori viventi, o francesi o spagnoli. Questi 3 autori verranno qui e lavoreranno con 3 compagnie calabresi e metteranno in scena lo spettacolo. Una stagione di teatro contemporaneo importante che va ad arricchire un ampio e variegato programma culturale che Cosenza offre a cittadini e visitatori. Una offerta importante che abbina iniziative, beni culturali, un connubio che comincia ad essere, direi, quasi perfetto, perché c'è una grandissima partecipazione di compagnie, associazioni e promotori che riescono a connettere appunto i nostri beni culturali con un'offerta teatrale e musicale abbastanza rilevante, e questo fa sì che si è arrivati anche ad un cartellone unico di spettacoli e di eventi che quasi quotidianamente danno una grossa offerta alla città. Manifestazione teatrale a Cittanova per ricordare la tragedia del 1943, quando 5 soldati della Piana vennero fucilati ad acqua appesa. Vediamo. Un dramma nel dramma della storia. Siamo alla vigilia dell'8 settembre del 43, giorno in cui viene ufficializzato l'armistizio con gli alleati. Quella famigerata data era stata preceduta da un'altra data impressa nella storia italiana, quel 25 luglio, con l'arresto di Benito Mussolini e il passaggio del governo per ordine del re al maresciallo Badoglio. In questo pezzo di storia italiana si sviluppa la vicenda di 19 soldati appartenenti alla terza compagnia del 76° battaglione del 141° reggimento costiero di stanza d'Acqua Appesa, in provincia di Cosenza. Questi militari decidono di allontanarsi dalle loro postazioni. Si tratta di una diserzione. Si determinano di abbandonare l'esercito sapendo a quale rischio vanno incontro: la pena capitale con fucilazione. In quel momento storico di grande sbandamento per l'Italia, le forze armate sono in frantumi, si sta sgretolando tutto, lo Stato non esiste più. 5 di loro sono tutti soldati provenienti dalla Piana di Gioia Tauro. La storia è stata raccontata con grande sagacia da Giuseppe Sciacca. Ieri in una conferenza stampa a Cittanova la presentazione di questa rappresentazione teatrale che avverrà sabato prossimo presso lo stabile Rocco Gentile a Cittanova, spettacolo che ha già avuto un grande successo la scorsa primavera in molti teatri cosentini. L'abbiamo portato in scena per ricordare, perché era una vicenda che è vissuta nell'oblio per molti anni, che deve rendere giustizia ai familiari di queste vittime e soprattutto alla popolazione di Acqua Appesa, che per tanti anni è rimasta vittima, diciamo, di un silenzio ingiusto, in quanto personalmente i cittadini di Acqua Appesa si prodigarono per tentare di salvare la vita di questi ragazzi che poi purtroppo la notte del 9 settembre del 43 furono fucilati. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. L'anticiclone delle Azzorre è tornato a dominare la scena sul Mediterraneo centrale, garantendo così qualche giorno di bel tempo. Vediamo di conseguenza le mappe in dettaglio. Domani bel tempo ovunque con temperature nelle medie del periodo o leggermente al di sopra. Vediamo di seguito come si comporteranno mari e venti. Domani mari calmi con venti deboli a regime di brezza. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani.
Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia ad Enzo Leonetti, messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.